Ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia e vi do il mio benvenuto. Sono Fernanda Cappello e questa è la mia tenuta. Qui ci troviamo nella zona delle Grave del Friuli, ma specificatamente nella zona storicamente chiamata Re dei Sassi. Ci troviamo a 200 metri sul livello del mare e sotto abbiamo solo sassi e ghiaia. Questa è una componente molto importante perché riesce a trasmettere ai nostri vini un'aromaticità, una mineralità e dei sapori molto importanti. Il nostro territorio è vocato per i vini bianchi e questo Chardonnay Perla dei Sassi è una delle massime espressioni che noi appunto abbiamo. Ma questa è un vino che io amo molto perché è annata 2015 e viene da uve che erano bellissime, sanissime, vendemmia tardiva, macerazione pellicolare e poi un anno di legno su tono 9 ed è venuto fuori una cosa che effettivamente ha una struttura, un'importanza notevole e che non è un semplice vino bianco, ma è un vino che puoi abbinare anche a dei secondi e a dei piatti importanti e forti come per esempio il baccalà.